nostra azienda è nata negli anni 54, 55, 56. Lavoravamo delle targhe in vetro con del film dorato 24 carati. Facevamo pure le insegne luminose con un titolare un certo vantaggi. Pensavamo già che l'avvenire sarebbe stata la plastica. Negli anni 60, 62, 63, comprando dei pantografi bidimensionali, penso che siano stati i primi, perlomeno qua nel Veneto, e non potevamo più lavorare su una cantina dove eravamo prima. Certamente abbiamo dovuto spostarci in zona, allora non era ancora una zona artigianale, era una zona agricola, e qui ho realizzato il mio primo capannone. Il mio titolare si chiamava Vantaggi e mi ha lasciato in eredità il nome dell'azienda, azienda Vant. Con i pantografi mio padre creava delle numerazioni per delle camere d'albergo e dei segnatavoli per riservare i tavoli d'albergo. Da lì un po' per necessità e un po' per scelta ha voluto procacciare e disegnare insegne luminose che negli anni 60-70 erano, diciamo, il punto forte degli alberghi, perché era l'unica pubblicità che comunque esisteva. Diciamo che questo tipo di lavoro l'abbiamo portato avanti fino a circa i primi anni 80. C'è stato uno step, ci siamo fatti conoscere anche da aziende più grosse, ci hanno cercato per poter realizzare dei particolari che andavano sul comparto refrigerazione. Nell'85-86 ho voluto affiancare mio padre proponendo uno sviluppo della ditta attuale con ausili di pantografi a controlli numerici CNC. Teoricamente erano i primi anni che venivano introdotti nel mercato italiano. L'introduzione del macchinario ha ridotto notevolmente i tempi di lavorazione, creando nuovi margini di crescita. Da questo momento in poi la crescita è stata costante e tramite il passaparola siamo riusciti a entrare in dei settori tipo nautici, refrigerazione, edilizia. Grazie alla tecnologia riuscivamo a creare particolari che artigianalmente non potevamo produrre. Un esempio può essere degli espositori per gioiellerie piuttosto che dei oblò per navi, per il settore navale. Nel settore dell'edilizia possono essere degli spessori che vanno tra vetro e vetro. Tutto questo ha fatto sì che c'è stato bisogno di ulteriori innovazioni nell'ambito dei macchinari della ditta e abbiamo sostituito il pantografo con dei macchinari più innovativi e più grandi. Abbiamo nella nostra ditta un laser per il taglio del plexiglass, abbiamo un 5 assi per poter lavorare di materiali termoplastici o anche plastica generica, un forno per una termoformatura dove creando uno stampo riusciamo a dare alla plastica una forma voluta dal cliente. Abbiamo anche dei pantografi a più teste che ci permettono di lavorare dei pezzi su grosse quantità così che da poter industrializzare i processi e ottimizzare i tempi di lavorazione. Anni fa, quando sono entrato in azienda, sono partito con l'obiettivo di prendere la realtà che mio padre aveva creato fino ad oggi e riuscire ad implementarla e farla crescere. Quello per cui mi sono concentrato in questi ultimi 6 anni è stata l'organizzazione dei processi produttivi in azienda, sicuramente affidandoci a dei consulenti esperti che ci hanno supportato in questi ultimi anni,
e che ci hanno permesso di creare e di applicare delle logiche simil lean production piuttosto che di ottimizzazione dei vari processi produttivi. Negli ultimi anni ci siamo concentrati molto nello sviluppo IT, per così dire, dei sistemi in azienda. Infatti siamo stati in grado di implementare l'utilizzo di alcuni sistemi gestionali preesistenti, oltre ad aver creato dei nuovi sistemi che ci potessero aiutare. Diciamo che il periodo in cui stiamo vivendo ci porta ad essere sempre più precisi, sempre più chirurgici nelle nostre lavorazioni, cercando di ottimizzare tutte le tempistiche, ottimizzare tutte le fasi di lavoro ed essere comunque più precisi e coincisi nel creare i prezzi e i diversi preventivi per i nostri clienti. Da qui ai prossimi 5-10 anni il nostro obiettivo sarebbe quello, tanto per cominciare, di dare uno stampo più green alla nostra azienda, perché sempre di plastica stiamo trattando e il mercato richiede l'utilizzo di materiali più ecologici e che tengano più sotto controllo, diciamola così, l'ambiente. Per favorire questo sviluppo, uno dei prossimi progetti che vorremmo applicare nell'azienda è quello di creare dei prodotti nostri interni, quindi non più affidandoci semplicemente ai disegni che ci vengono richiesti dai nostri clienti, ma di creare un vero e proprio ufficio di elaborazione di progetti all'interno della nostra azienda. Tra alcuni dei prodotti che mi piacerebbe realizzare nella nostra azienda ci sono ad esempio i vasi portaoggetti o portafiori, che possono essere tranquillamente realizzati tramite l'utilizzo di queste plastiche ecologiche, piuttosto che delle componenti di arredo come delle particolari lampade, grazie al fatto che molti dei materiali che trattiamo si prestano ad un ottimo uso estetico. Sarà comunque il mercato che ci darà le indicazioni corrette per lo sviluppo futuro dell'azienda e dei nostri progetti.